La situazione a Chioggia in merito alla sicurezza delle attività economiche si sta facendo sempre più complicata. Ci sono stati altri due tentativi di furto avvenuti ieri sera nel centro storico. Uno di questi si è verificato vicino al ponte di Calle Ponte Caneva, quando alle 21, quindi proprio voglio dire, certamente non a notte fonda, un individuo che indossava un impermeabile ha utilizzato uno dei supporti in pietra provenienti dal cantiere del ponte, il cui inizio dei lavori era previsto per marzo o aprile, ma è stato sospeso, non si sa bene perché, e ha utilizzato questa pietra per sfondare la vetrina di un negozio di vini. Nonostante il maltempo, il rumore del vetro frantumato ha attirato l'attenzione di alcuni residenti, tra cui il giornalista Daniele Zennaro, e insieme hanno cominciato a gridare contro questo individuo e alla fine questo si è allontanato. Il secondo tentativo di furto è avvenuto poco prima delle 22 ed è stato sventato da un altro coraggioso cittadino, Andrea Carisi, un ragazzo giovane di Chioggia, il quale ha impedito fisicamente al ladro, identificato questa volta come il noto Andrea Penzo, soprannominato lo Smilzo, e lo ha fatto desistere dal tentativo di forzare l'ingresso del ristorante che c'è in Calle San Giacomo, che si affaccia sul canale San Domenico. Alla fine il ladro ha desistito e si è dato alla fuga. In seguito alla pubblicazione di un resoconto degli eventi che abbiamo fatto sulla Croce Azzurra questa mattina, il signor Ceban, proprietario del negozio Wape Life, sito in Viale Tirreno, ha contattato la redazione e ha rivelato che lo stesso Andrea Penzo, lo Smilzo, era entrato per ben 3 volte nel suo locale, riuscendo a rubare una somma vicina ai 1.000 euro, tra denaro che aveva lasciato in cassa e il fondo cassa stesso. Il signor Ceban ha dichiarato: sto dormendo in auto per difendermi. I furti sono avvenuti domenica scorsa e il lunedì sempre di notte. È importante notare che lo Smilzo è sottoposto a un provvedimento restrittivo del tribunale che lo obbligherebbe a restare, evidentemente questo obbligo non lo osserva, a restare in casa dalle 22 alle 8 del mattino. Tuttavia, ci sembra improbabile che solo Andrea Penzo, detto lo Smilzo, sia l'unico responsabile di questa serie di furti che si sono verificati negli ultimi 10 giorni, causando timore, grande timore tra gli esercenti locali. La Protezione Civile di Chioggia sta monitorando attentamente i fiumi che percorrono il territorio clodiense. Gorzone, Brenta e Bacchiglione non sembra stiano presentando grandi criticità, mentre l'Adige sta via via colmando le aree golenali e trasportando in mare detriti, rami e ciò che sta trovando nel suo percorso. Importante sarà lo sviluppo nelle prossime ore. Fino a che il mare riesce a ricevere senza problemi, la situazione dovrebbe essere sotto controllo. Diventerebbe più problematica nel caso in cui venti e mare ostacolassero il defluire delle acque fluviali. Il colmo dell'Adige alla foce dovrebbe essere nelle prossime ore. Qual è il futuro di Chioggiorto Questo si chiede Giuseppe Boscolopalo, amministratore unico di Chioggiorto del Veneto, che stamani ha accolto la stampa cercando di spiegare la grovigliata matassa di fatti che lo spingono a farsi questa domanda e a farla per conto di quelli che sono i soci di Chioggiorto Mercato. Prima di oggi ha cercato di farlo con le forze politiche di maggioranza, riuscendo a parlare con Forza Italia, con Chioggia Protagonista, la lista civica che ha appoggiato il sindaco, ma non è riuscito a esprimere dubbi o perplessità alla Lega e a Fratelli d'Italia.
Non ancora almeno, ma ha ancora fiducia che un incontro si possa avere. Le sue paure nascono da una mancanza di investimenti nel settore agricolo che si evince da una lettura del DUP, il Documento Unico di Programmazione 2023-2025, ma anche da due spade di Damocle che pendono sopra la testa di Chioggiortomercato, la Madia e la questione Opo Veneto. Il decreto Madia stabilisce che se una società non raggiunge il €1.000.000 nel bilancio di un esercizio, la parte pubblica debba uscire. Chioggiortomercato il €1.000.000 non lo raggiunge, ma a livello comunale il 19 dicembre del 2022 è stata deliberata una proroga che ha permesso ad SST, la parte pubblica, di rimanere, ma siamo quasi al termine e al momento non c'è alcuna certezza su ulteriori atti dell'amministrazione che facciano pensare al mantenimento dello status quo attuale. Diversa è la questione di Opo Veneto, detentrice del 37% delle quote societarie, garantendo la maggioranza ai privati. Aveva chiesto il recesso. Ci si chiede come andranno ridistribuite queste quote. Si era invitato il sindaco ancora lo scorso febbraio per venire a capo di questa faccenda, ma questo incontro, sottolinea Palo, non è mai avvenuto. Eppure lo stare a fianco di Chioggiortomercato faceva parte del programma elettorale, poi programma di mandato, e Chioggiortomercato non è solo una realtà economica, ma rappresenta anche un capitale sociale e storico del territorio. Era stata incaricata a SST di stilare un piano strategico aziendale per un medio-lungo periodo ed è stato emanato un avviso pubblico per trovare il professionista in grado di farlo, ciò ancora ad ottobre dello scorso anno. L'agosto successivo il direttore di SST, Vincenzo Viapiano, interpellato, aveva affermato che si stava studiando la situazione, senza condividere alcunché con i diretti interessati, lamenta Palo, ma informando che qualsiasi spesa riguardante il mercato ortofrutticolo sarebbe stata al momento inopportuna. Già il direttore precedente aveva richiesto che venisse congelato qualsiasi progetto riguardante il mercato. Il piano doveva far giungere più denaro alle casse di Ortomercato, la quale nel frattempo si è vista decurtare le aree che sarebbero dovute trasformarsi in centro cottura e togliere il campo da calcio, affidato a SAT, la quale avrebbe dovuto usarlo come campo per allenare i piloti di droni in vista di un progetto comunale, ma che al momento ha abbandonato a rovi, sterpaglie e degrado, aree che avrebbero fatto parte di un progetto di riqualifica che avrebbero potuto portare ulteriori fondi al mercato. Il fatto che il mercato dell'ortofrutta sia in crisi non riguarda soltanto l'ortomercato di Brondolo, colpito da situazioni climatiche fuori norma, da un'inflazione trimestrale del 23% che limita le vendite, mettendo in difficoltà tutto il settore, soprattutto la quarta gamma. Il programma elettorale avrebbe dovuto dare certezze, afferma Palo, ma ora, a un mese e mezzo dalla scadenza della proroga, non sappiamo nulla. A febbraio, se il sindaco avesse risposto all'invito, conclude Palo, avremmo capito come poterci muovere. Certamente in palazzo si sta studiando la situazione, ma non si tratta di una discussione da fare tra pochi intimi, come quella sul Silos all'Isola dei Saloni, conclude, ma il mercato è un patrimonio della città, di un mondo agricolo del territorio, non può essere solo una voce in un bilancio. I soci sono disponibili a ragionare anche sul mettere in atto una riduzione di capitale, ma bisogna sedersi subito a un tavolo di confronto. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Siamo col sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, Chioggia che oggi ospita un congresso molto importante. Un congresso importantissimo, il 14° congresso nazionale dell'AISTOM, quindi una giornata importante per parlare anche di nuove terapie, di nuove tecniche, quindi medicina a confronto, credo poi ovviamente ascolterò i relatori, scienza, quindi tutti in campo per questa problematica che coinvolge tantissime persone, sono circa 45.000 i pazienti stomizzati in Italia, quindi ripeto, Chioggia ovviamente per noi è un onore ospitare un congresso nazionale perché Chioggia vuol dire che diventa sempre più meta anche per questi importanti convegni. Un ringraziamento ovviamente ai tanti medici che sono impegnati su questo campo, ai tantissimi volontari che sono un esercito pacifico che senza di loro dico che il paese Italia si bloccherebbe.
e poi ovviamente a tutti i familiari che vivono questa esperienza anche. E comunque ripeto, Chioggia ovviamente è sempre una città accogliente, io dico sempre che Chioggia è la città di tutti, quindi saremo sempre a fianco di questa associazione, saremo sempre disponibili a dare i nostri spazi comunali per fare questi importanti incontri. Nei prossimi giorni ci sarà un'altra cosa molto importante, 18-19 novembre se non ricordo male, la giornata mondiale della pesca. La giornata mondiale della pesca, e con il nostro vescovo che l'aveva annunciato l'anno scorso durante la festa del pescatore aveva fatto una battuta, ma poi una battuta che è stata presa sul serio dal mondo della pesca e anche dall'amministrazione comunale, tant'è che organizzeranno loro come Chiesa ovviamente questo importante incontro sulla pesca, dove parteciperanno ovviamente uomini del settore ovviamente della pesca. Quindi sono delle giornate importanti per la nostra città, e poi siamo reduci anche da 3 giorni di esperti che provenivano da 53 paesi dell'Unione Europea sull'acquacoltura, quindi c'erano esperti mondiali dell'acquacoltura, quindi in questo auditorium stupendo, ecco. Quindi ripeto, Chioggia è a disposizione, l'amministrazione comunale è sempre al fianco di queste associazioni, e un ringraziamento va ovviamente ai tantissimi volontari che contribuiscono a fare squadra, perché ancora una volta anche in questo importante settore a vincere è sempre la squadra. Proprio qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro già così in vaschetta, già pronto, sono state messe dei crostini che è un tipico piatto italiano, e del prezzemolo che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto. Sì, buongiorno, anche da parte mia il piacere di portare il saluto della Regione Veneto, del Presidente Zaia, all'associazione, all'Aiston, per aver scelto il Veneto, Chioggia, insomma, sia per il 14° congresso nazionale, ma sia anche per questa tappa, questo anniversario importante, i primi 50 anni. Sicuramente la materia che tratterete in questi 2 giorni è una materia molto importante, una materia che tocca tanti aspetti, quindi come è stato detto la Regione Veneto ha da tempo iniziato un percorso, quindi con i tavoli tecnici, con l'istituzione della rete per gli stomizzati e per l'incontinenza, con tutta una serie di lavori, inserimenti nei vari piani sociosanitari regionali. Poi purtroppo nel mezzo è arrivata anche la pandemia, che sappiamo ha rallentato purtroppo tanti dei lavori, tanti dei tavoli che erano predisposti. La rete individuava già i centri di terzo livello e quindi cercando di coordinarli in maniera molto forte. Abbiamo ripreso i lavori, credo che lo sanno la parte tecnica, sicuramente la parte appunto professionale, nel 2022 con l'aggiornamento e la costituzione del nuovo tavolo che è propedeutico alla definizione del PDTA specifico, che è quello che voi da tempo chiedete e ricercate, quindi che deve mettere al centro il paziente, la persona, e creare tutte le condizioni che ruotano attorno a quella che è appunto questo problema, questa patologia. È chiaro che non tocchiamo solo la parte sanitaria clinica, ma poi sappiamo che dobbiamo toccare anche tutta quella che è la parte di presa in carico, la parte appunto di assistenza, la parte che dia alle persone che purtroppo incontrano problemi di questo tipo una qualità di vita migliore, ma soprattutto una quotidiana e un ritorno alla piena normalità e quotidianità. È chiaro che oggi è già stato detto, insomma, oltre ai lavori che noi possiamo fare a livello regionale rispetto alla nostra programmazione, c'è un ambito nazionale su cui sicuramente si deve agire, ma c'è oggi anche un contesto, come è stato detto, non semplice, non facile per quanto riguarda l'ambito sanitario. Siete addetti dei lavori, quindi lo conoscete molto bene, quindi sapete che oggi purtroppo la situazione è una situazione in difficoltà per 1000 motivi, e stanno arrivando anche tutta una serie di azioni che in qualche modo si devono incrociare con quelle che saranno le azioni specifiche anche rispetto al PTTA, rispetto alla rete. Penso al potenziamento del territorio, tutto quello che noi abbiamo previsto, che il legislatore nazionale ha previsto con il PNNR, la missione 6 di M77, perché mette al centro il territorio, quindi deve mettere al centro anche i professionisti del territorio, che devono essere
formati, giustamente formati, e devono far parte di quelli che sono i percorsi terapeutici, quindi in questo caso penso ai medici di base all'interno del PDTA, penso ai presidi territoriali, oltre all'individuazione dei centri di primo, di secondo e di terzo livello. Però è chiaro, e voglio chiudere con questo, che noi siamo sicuramente la parte regionale, la parte normativa di pianificazione territoriale, dopodiché abbiamo bisogno di un grande aiuto che arriva dall'associazionismo, dal terzo settore, quindi in questo caso dall'Aiston, che ringrazio non solo per questi 50 anni, perché poi loro interpretano molto bene quelle che sono le esigenze dei pazienti, le esigenze del contesto, e ci aiutano anche ad arrivare dove a volte anche la parte prettamente sanitaria e clinica non riesce ad arrivare, proprio per questo contatto continuo con il paziente, con la famiglia, con tutto ciò che ruota attorno. E io credo che questo connubio tra parte sanitaria, parte clinica e parte legata al volontariato, al terzo settore, all'associazionismo, che sappiamo è molto presente in tante patologie e quindi in tante situazioni, è sicuramente un punto di forza proprio per cercare di mettere il paziente al centro e creare attorno al paziente il proprio percorso personalizzato, il proprio, diciamo così, indirizzo, ma soprattutto le migliori condizioni per una qualità di vita sempre migliore. In via Vespucci al Civico 130, sabato 14 ottobre, apre Acme Store, il nuovo negozio della tecnologia. Qui troverete elettrodomestici, accessori per la casa, ma soprattutto computer e cellulari. Inoltre Yuri ed Eddie rigenerano i vostri cellulari Android ed Apple e i vostri computer, che siano PC o Mac. Sui vostri device assistenza a 360 gradi. Li trovate al 351 683 7940.